Continuano le tragedie sul Mar Mediterraneo, 41 gli immigrati morti. Ritrovati antichi reperti archeologici alla Valle dei Templi, continuano i problemi per la sorsa selvaggia nelle adiacenze della valle. Conferenza stampa stamani dell'assessore ai servizi sociali Marco Bullo sulle nuove misure a sostegno per chi ha perso il reddito di cittadinanza. Cerimonia di intitolazione della Porta dei Saccaioli al noto cantautore agrigentino Tony Cucchiara, installato anche un totem a lui dedicato su iniziativa del Rotary Club di Agrigento. Al via la 29esima edizione della Sagra della Cipolla a Castrofilippo, inizierà giovedì prossimo per terminare domenica. Buongiorno, benvenuti con l'appuntamento odierno di TV Notizie. Continuano le tragedie sul canale di Sicilia. Questa volta sono 41 gli immigrati che durante una traversata verso Lampedusa hanno perso la vita. Il servizio. Continuiamo a raccontare di morti nel Mar Mediterraneo. Questa volta sono 41 i migranti morti che dopo che un barchino salpato da Sfax in Tunisia si è ribaltato e affondato durante la navigazione nel canale di Sicilia. A raccontare quella che è stata l'ennesima tragedia sono i 4 sopravvissuti, 3 uomini e una donna, che sono stati salvati dalla motonave Rimona che stamattina li ha trasportati sulla motovedetta CP327 della Guardia Costiera. I 4 naufraghi originari della Costa d'Avorio e della Guinea sono sbarcati a Lampedusa. I superstiti hanno raccontato ai militari della Guardia Costiera di essere partiti da Sfax in 45, tra cui 3 bambini, alle ore 10 di giovedì scorso, e dopo circa 6 ore di navigazione il barchino in metallo di 7 metri si è capovolto a causa di una grande onda. Tutti i migranti, stando a quanto riferito dai superstiti, sono finiti in mare. Solo in 15 avevano un salvagente, ma sono annegati lo stesso. I morti, stando alle testimonianze dei 3 uomini e della donna, che sotto shock sono 41, tra cui 3 bambini. Né la nave battente bandiera maltese Bulk Carrier Rimona, che li ha salvati, né la motovedette della Guardia Costiera hanno avvistato i cadaveri. È per questo che i 4 sono stati soccorsi nella giornata di ieri, dopo più giorni dal naufragio, a distanza da dove si è consumata la tragedia. Continuano i ritrovamenti di antichi reperti archeologici alla Valle dei Templi di Agrigento. Vediamo i dettagli. Un ricchissimo deposito votivo composto da almeno una 60ina di statuette, protomi e busti femminili in terracotta, lucerne, piccoli vasi, frammenti in bronzo, mescolate a un gran numero di ossa, è emerso durante gli scavi nella Valle dei Templi ad Agrigento, nella casa 7B, che costituisce parte del complesso abitativo a nord del Tempio di Giunone. La campagna è stata interamente finanziata e sostenuta dalla Regione Siciliana attraverso il Parco Archeologico dei Templi, diretto da Roberto Sciarratta e guidata dall'archeologa Maria Concetta Parello. I ritrovamenti, dice la Regione in un suo comunicato stampa, permettono di comprendere le dinamiche della distruzione di Akragas del 406 a.C., opera dei cartaginesi, quando gli abitanti dovettero fuggire in esodo verso Gela, lasciando, come scrive Diodoro Siculo, tutto quello che aveva costituito la loro felicità, quindi i beni, l'ordinario, gli dei dinanzi a cui pregare. Lavoriamo senza sosta per restituire alla Sicilia momenti di storia che le appartengono, ha affermato l'assessore ai beni culturali all'entità siciliana Francesco Paolo Scarpinato. I ritrovamenti della Valle dei Templi, che in questo momento sta vivendo una stagione straordinaria con oltre 23.400 visitatori, soltanto nell'ultimo weekend giungono durante una campagna di scavi avviata nel 2019 e poi bloccata dal Covid, e questo rende ancora più significativo il ritrovamento. Sembra che ogni sito in questo momento abbia qualcosa da dirci. Il deposito votivo, che sembrerebbe sistemato sopra i livelli di distruzione della casa, potrebbe raccontare il momento in cui gli oggetti che lo compongono furono recuperati dagli akragantini dopo la distruzione. Per definire con certezza la funzione dell'intero
l'interessante deposito, occorrerà proseguire la ricerca ponendo massima attenzione alle connessioni stratigrafiche tra il deposito e i livelli di vita e di abbandono della casa. Intanto è già stato programmato il restauro di numerosi reperti recuperati in previsione di una loro immediata valorizzazione. E sempre sulla Valle dei Templi di Agrigento, domenica scorsa è stata presa di assalto dai turisti, complice la prima giornata di apertura gratuita dei siti e il tempo freddoso che ha impedito ai turisti di andare al mare. Si ripropone quindi il problema del parcheggio selvaggio nelle zone attigue ai templi, oltre 30 le multe elevate dalla Polizia Provinciale per sosta selvaggia. Nella giornata di domenica scorsa, complice l'ingresso gratuito alla Valle dei Templi e le basse temperature che hanno impedito a molti di andare al mare, la Valle dei Templi ha avuto un notevole numero di visitatori, turisti e residenti che, accompagnando anche i loro amici in vacanza in città. Per tale giornata, come vediamo dalle immagini, le automobili hanno preso d'assalto i varchi attigui alla strada statale. Molti hanno soffrito dei parcheggi, creando un vero caso. A tal riguardo sono state oltre 30 le multe elevate dagli agenti della Polizia Provinciale nella giornata di domenica scorsa lungo la panoramica della Valle dei Templi. Sosta selvaggia, auto parcheggiate ai lati della carreggiata in barba proprio alla segnaletica statale. La domenica trascorsa è stato un vero e proprio caos in termini di viabilità. L'ingresso gratuito al parco archeologico, in concomitanza con il forte vento, ha reso impossibile di andare al mare e quindi i turisti si sono riversati tutti ai templi. Il parcheggio a piedi del Tempio di Giunone è subito andato in tilt e alcuni automobilisti non hanno esitato a lasciare i veicoli lungo la carreggiata in divieto di sosta. Speriamo che le autorità competenti possano risolvere tale problematica anche in vista del notevole flusso di turisti che Agrigento riceverà per l'evento culturale di Capitale della Cultura 2025, in quanto proporremmo un cattivo biglietto da visita a chi con tanta voglia e tanto amore viene a visitare non solo la Valle dei Templi ma anche il centro storico e gli altri monumenti di Agrigento. Conferenza stampa stamani dell'assessore alla solidarietà sociale Marco Vullo sulle nuove misure di reddito di cittadinanza, l'ADI, la carta solidale di spesa e l'avvio dei PUC. Assessore Vullo, oggi una conferenza stampa per parlare delle nuove misure del reddito di cittadinanza. Quali sono le novità? Sostanzialmente la conferenza stampa si incentra su 3 temi. La prima è la carta solidale spesa, che è stata una iniziativa del governo, che il comune e i servizi sociali si trovano, interessati ed impegnati nel rilascio del codice per poi andare presso gli sportelli di Poste Italiane e ritirare la carta. Ribadisco, così come avevo già fatto in precedenza, che gli sportelli dei servizi sociali sono aperti tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il pomeriggio, il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17:30, per far sì di dare riscontro all'utenza che ha la necessità di ritirare il codice per poter recarsi a Poste Italiane e ritirare la carta. Voglio ribadire il concetto che il Comune di Agrigento non è nelle condizioni di dare riscontro agli eventuali non aventi diritto, perché noi ci siamo ritrovati ad avere un elenco già stabilito da INPS e stabilito quindi dal governo secondo delle regole ben precise e dei calcoli legati all'attestazione SEE, e quindi noi siamo solo nelle condizioni di rilasciare il codice per ritirare la carta, ma non possiamo dare informazioni o trovare soluzioni rispetto ai soggetti che si recano ai servizi sociali per sapere i motivi perché non sono stati tra quelli fortunati ad avere il beneficio. Questo è il primo tema. Il secondo tema riguarda invece le nuove misure del reddito di cittadinanza, che non ci guardano da vicino come servizio sociale, ma ci guardano lo stesso, perché nello stesso tempo INPS alcuni giorni addietro ha inviato per la Sicilia quasi 40.000 messaggi a tutti gli aventi diritto del reddito di cittadinanza che si trovano però nello stato di occupabilità, dove veniva comunicato di rivolgersi eventualmente al servizio sociale comunale per essere presi in carico. Voglio ribadire il concetto che questo messaggio è un messaggio generico, lo ha chiarito anche l'INPS a livello nazionale perché c'è stata molta confusione attorno a questo tema, e i servizi sociali comunali possono prendere in carico, secondo quello che è previsto all'interno di una piattaforma che si chiama GEPI, solo i soggetti che appartengono a nuclei familiari con fragilità assoluta. Mi riferisco a minori, a disabili, a soggetti particolari con un disagio sociale di un certo tipo.
tutti gli altri che vengono ritenuti occupabili e quindi in capo al centro per l'impiego non potranno, pur volendo, pur avendo anche noi la voglia di poterli inserire all'interno di questa piattaforma, non potranno ricevere nessun tipo di opportunità per essere caricate al servizio sociale comunale. Queste sono, diciamo, direttive del governo a cui noi dobbiamo attenerci. Sostanzialmente tutti coloro che sono titolari del reddito di cittadinanza ritenuti occupabili passeranno poi a settembre, stiamo attendendo diciamo, nuove indicazioni, direttamente alla formazione a lavoro, che è una nuova misura che partirà a settembre dell'importo di 350 euro per ogni soggetto all'interno del nucleo, e qui però è legata alla necessaria diciamo, individuazione del soggetto che ne vorrà fare parte della partecipazione a corsi di formazione stabiliti, diciamo, direttamente dal centro per l'impiego. Anche qui il comune non si trova nelle condizioni di fornire ulteriori chiarimenti, perché dovrà essere il centro per l'impiego a chiamare le persone e a dare questo tipo di servizio. Successivamente poi a gennaio il reddito di cittadinanza si trasformerà in ARI, assegno di inclusione, e anche lì arriveranno ulteriori notizie. Tutto questo però si lega nel servizio che il Comune di Agrigento e nell'opportunità che ha dato il Comune di Agrigento in termini di dignità ai soggetti percettori di reddito di cittadinanza attraverso l'avvio dei PUC, i progetti di utilità collettiva, che già lunedì sono iniziati. Troverete in città numerose persone che stanno momentaneamente contribuendo e offrendo il proprio servizio grazie a questo reddito di cittadinanza nella pulizia e nello spazzamento della città. Abbiamo già dato inizio alle prime 70 unità che stanno svolgendo in 12 zone divise per tutta la città questo tipo di servizio. Sono divise tra Agrigento Centro e quartieri. Devo dire che i primi 2 giorni, nonostante diciamo, qualche piccola difficoltà di carattere tecnico legata diciamo, a qualche dispositivo mancando o quant'altro, diciamo che sta andando tendenzialmente bene. I soggetti titolari del reddito di cittadinanza stanno dignitosamente svolgendo la loro attività, contribuendo alla pulizia della città, e quindi offrono diciamo, questo servizio, e noi gli siamo grati perché riusciamo ad ottenere questa opportunità dopo tanto tempo. Il ritardo dell'inizio dei PUC sfortunatamente è stato legato a dinamiche di bilancio comunale, perché i PUC sono all'interno di un finanziamento più grande che si chiama Fondo Povertà, e questo era stato diciamo, in un certo senso bloccato a causa delle dinamiche di bilancio, e quindi le somme in avanzo di amministrazione non potevano essere spese. Di conseguenza, perché parliamo diciamo, comunque di un finanziamento distrettuale, anche gli altri comuni del distretto si stanno adoperando per questa tipologia di servizio, e per la città di Agrigento il numero totale complessivo a regime sarà di 140 unità. Le prime, come dicevo poc'anzi, sono partite, le 70 unità già stanno svolgendo la propria attività. Successivamente verranno, una volta superate le visite mediche e fatto il corso di formazione, partiranno le altre unità. Punta di eccellenza è la neonatologia dell'ospedale Cervello di Palermo, e quanto afferma l'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, per avere salvato la piccola Bianca Maria, nata ad appena 27 settimane di gestazione, il servizio. Anche in Sicilia ci sono molti casi di punte di eccellenza nella sanità. Una di queste è sicuramente il reparto di neonatologia dell'ospedale Cervello di Palermo, diretto dal dottor Fabio Giardina. La storia di Bianca, nata ad appena 27 settimane di gestazione grazie a un'equipe esperiente e competente, ne è una testimonianza. Ai medici vanno le mie congratulazioni e il mio ringraziamento, insieme a quelli di Vanessa e Gianfranco, i genitori della piccola Bianca Maria, che appena nata manda un messaggio di speranza. Questa è la nota della deputata regionale di Forza Italia e sindaco di Montevago, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, che condivide la storia della piccola Bianca e un messaggio di ringraziamento ai medici da parte dei genitori. La storia di Vanessa e Gianfranco racchiude in qualche maniera e vuole essere come dire, una speranza per dire che ci possono essere casi di mala sanità, a volte li viviamo o li subiamo, ma ci sono anche punte di eccellenza. Sicuramente la neonatologia dell'ospedale Cervello con l'equipe del dottore Giardina è una di queste eccellenze. Bianca è potuta venire alla luce grazie alla competenza, all'esperienza, alla professionalità di una equipe che lavora all'interno dell'ospedale Cervello di Palermo. È nata alla 27ª settimana, pesava 500 grammi. È stata 5 mesi in incubatrice e ovviamente con grande apprensione per i genitori, per la mamma Vanessa,
però dopo questo lunghissimo periodo dove loro hanno potuto riscontrare, i genitori hanno toccato con mano la professionalità associata all'umanità di questi medici, oggi noi siamo qui a vedere Bianca Maria, una bimba che potrà godere della vita, delle belle cose e soprattutto dare tanta gioia ai genitori che dopo quasi 10 anni di matrimonio hanno avuto questa bellissima gioia e grande sorpresa. Un augurio a tutte le mamme e una speranza a tutte le mamme, sapendo che anche in Sicilia ci sono punte di eccellenza, anche in Sicilia ci sono luoghi di cura, salute, prevenzione a cui potersi rivolgere. Io credo che questo sia l'appello di oggi. E ieri una cerimonia di intitolazione della Porta dei Saccaioli ad Agrigento al noto cantautore agrigentino Tony Cucchiara, presenti anche i familiari. L'iniziativa è stata fortemente voluta dal Rotary Club di Agrigento presieduto da Giuseppe Lamendola. È stato anche installato un totem dedicato all'artista agrigentino. Le interviste. Nella giornata di ieri in via Empedocle, nello spazio sovrastante la Porta dei Saccaioli, Arco Chiaramontano, il Rotary Club di Agrigento, rappresentato dal presidente Giuseppe Lamendola, ha celebrato la memoria del noto artista agrigentino Tony Cucchiara, donando alla città un totem con l'effigie del celebre autore agrigentino. Nel corso di una cerimonia pubblica, il sindaco Miccichè ha intitolato lo spazio sovrastante la Porta dei Saccaioli al compianto Tony Cucchiara, presenti i familiari dell'artista, il presidente del Rotary Club Lamendola e una numerosa delegazione dei soci rotoriani, nonché lo sponsor dell'iniziativa Angelo Lovasco, socio del club, che ha donato l'opera. Stasera abbiamo scoperto questo totem in omaggio a Tony Cucchiara, abbiamo dedicato un angolo della nostra città a questo grande cantautore, questo grande artista, un agrigentino dotto, mi lega tantissimo, io sono molto legato alla famiglia di Tony, un riconoscimento del genere penso che era doveroso anche se l'iter burocratico è stato molto lungo, ma finalmente ci siamo riusciti. Quali sono le emozioni che prova lei che è la figlia? Ma noi figli siamo emozionatissimi, un angolo qui di Agrigento che possa rimanere eterno veramente, che sia fonte di ispirazione per tutti i giovani, per chi volesse approcciare alla letteratura, alla scrittura, al disegno, che sia veramente fonte di ispirazione e guida di arte. Presidente, questa è un'iniziativa che è stata sostenuta dal Rotary Club. Sì, è stata un'iniziativa del club, le devo dire anche fortissimamente voluta da me, perché grande amante della musica, già da ragazzo mi ricordavo di Tony Cucchiara, lo seguivo proprio perché artista agrigentino. Mi sono trovato di comune accordo con il nostro sindaco Franco Miccichè riguardo alla necessità e l'opportunità di realizzare un tributo a questo grande artista agrigentino. Quindi ci siamo trovati, grazie alla benevolenza appunto del sindaco che ha autorizzato appunto l'installazione del totem, grazie anche al sostegno economico di uno dei soci del club tramite la sua ditta Aluminium Lovasco, siamo riusciti poi appunto ad arrivare fino ad oggi a questa bella inaugurazione. Ringrazio intanto il sindaco per avermi dato questa eccellente possibilità di poter manifestare artisticamente un qualcosa che potesse rimanere nel tempo e ricordare con un supporto commemorativo la memoria di Tony Cucchiara. Non la classica epigrafe, ma un qualcosa che desse anche la possibilità di far vedere il personaggio in tutte le sue sfaccettature, dal punto di vista del personaggio simpatico, professionale, artista, cantante, attore e forse anche poeta, visto che si scriveva lui i testi. Oggi Agrigento sta ricordando un agrigentino. Oggi Agrigento e gli agrigentini si sono raccolti qua in via Empedocle per ricordare con tanta gioia un cittadino d'eccellenza, Tony Cucchiara. Gaetano Armao è il nuovo presidente della Commissione Tecnica Specialistica CTS per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, una scelta fatta al termine della giunta regionale fortemente voluta dal presidente della regione Renato Schifani, presente anche l'assessore regionale all'ambiente Pagana.
Gaetano Armao è il nuovo presidente della Commissione Tecnica Specialistica, CTS, per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale. La decisione, annunciata al termine della seduta di giunta di ieri pomeriggio, ha portato a compimento il percorso di riforma dell'organismo, a cui competono attività istruttorie, pareri tecnico-consultivi, tecnico-giuridici in tema di provvedimenti ambientali, una trasformazione fortemente voluta dal Presidente della Regione siciliana Renato Schifani fin dal suo insediamento, allo scopo di ottenere uno snellimento dei tempi autorizzativi, ma sempre nel rispetto dell'ambiente e della legalità. Sentiamo adesso il governatore e l'assessore regionale al territorio e all'ambiente Elena Pagana al termine della conferenza stampa. L'assessore Elena Pagana ha ricevuto il mio consenso, il mio assenso alla nomina del Presidente e alla figura del professor Gaetano Armao, docente universitario di diritto amministrativo all'Università Pubblica di Palermo. Si conclude un percorso, ne inizia uno nuovo, di un organismo che abbiamo snellito, modificato nelle regole, nella composizione, per dare più risposte a richieste di investimento nel nostro territorio. La scelta cade su una figura che è stata sempre di carattere tecnico, un economista ma un grosso amministrativista. Vi era l'esigenza di individuare una persona che conoscesse le regole dell'amministrativo, ma che conoscesse anche le regole della nostra società imprenditoriale, conoscesse anche la situazione della Sicilia, che in questi ultimi anni è stata un po' involontariamente danneggiate da processi decisionali di espulsione addirittura o di negazione a qualunque forma di richiesta di investimento, con il non decidere, non dire né sì né no, ma non decidere. Auguro buon lavoro alla Commissione, al suo Presidente e ringrazio l'assessore che si è spesa moltissimo sulla individuazione delle nuove regole nell'ascoltare tutte le parti interessate. La Commissione sarà operativa da subito, di oggi è il decreto di nomina del Presidente. Provvederemo in questi giorni a nominare i 27 componenti che sono rimasti, perché di fatto abbiamo voluto integrare la Commissione soltanto quando sarebbero diventate vigenti le nuove regole, perché riguardano sia il funzionamento della Commissione che la questione dei compensi. L'abbiamo adeguata in modo tale da dare produttività e quindi pagare le persone in base a quello che realmente producono tramite dei punteggi. Chiaramente non ci siamo inventati nulla di nuovo, è lo stesso meccanismo che viene utilizzato a livello nazionale. Più produci, più fai performance, superiore sarà lo stipendio e il compenso che la Regione erogherà. Ci tenevo a ringraziare il professore Trombino che ha traghettato la CTS in questa fase molto particolare e delicata. Infatti la Commissione è stata praticamente dimezzata nei numeri proprio perché abbiamo voluto renderla operativa con le nuove regole e ha tenuto alto il livello, considerato che in linea di massima chiaramente per quanto possano fare fede il numero di pareri, ma poi ogni parere è totalmente diverso, ha mantenuto gli stessi numeri che si avevano con una commissione a 60 componenti, quindi il ringraziamento al professore Trombino è doveroso. E il sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno Emanuele Prisco è stato in visita istituzionale in Sicilia, la prima tappa, il comando dei Vigili del Fuoco di Palermo. Innanzitutto possiamo dire che c'è stata una risposta straordinaria dei soccorsi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che hanno dimostrato ancora una volta professionalità, coraggio e determinazione nel dare una risposta efficiente in uno scenario apocalittico. Il governo ha deciso di potenziare le pene nei confronti di chi attenta alla vita naturale ma anche dei cittadini e delle imprese, aumentando le pene per gli incendi dolosi. Il governo in questi mesi ha riservato un'attenzione importante al Corpo Nazionale, potenziando di circa 1800 unità l'organico, scegliendo di fare un importante investimento con la sostituzione di gran parte del parco mezzi per dare mezzi più sicuri e quindi mettere in sicurezza il personale negli interventi e allo stesso tempo dare servizi più efficienti ai cittadini. E stiamo immaginando insomma anche una serie di investimenti sulle sedi per rendere più capillare la presenza dei Vigili del Fuoco. Sulla risposta degli organici ovviamente stiamo sempre lavorando, insomma, diciamo, il potenziamento straordinario che è stato fatto non se ne vedeva da diversi anni, invertendo una coda negativa diciamo, degli anni precedenti.
Certamente emerge la necessità di potenziare probabilmente ulteriormente la Sicilia per garantire un'autonomia di intervento almeno nelle prime ore, anche se va ricordato nelle oltre 100 squadre impegnate in Sicilia nella lotta agli incendi boschivi di queste settimane è valso molto il rapporto, la convenzione antincendi boschivi con la regione siciliana, una delle più importanti convenzioni che vi sono in Italia, e l'altro tempo l'intervento di oltre 100 squadre siciliane con alcune squadre che sono arrivate nelle ore successive dal resto d'Italia. Quindi è evidente che l'autonomia di intervento della regione Sicilia esiste, quindi i cittadini siciliani sono al sicuro, si può fare meglio, c'è sicuramente l'intenzione, ovviamente compatibilmente con quelle che sono le risorse dello Stato, che come è noto non sono infinite, di dare ancora più uomini, più mezzi e sedi più efficienti ai vigili del fuoco. Matteo Messina Denaro è stato operato per un aggravamento delle sue condizioni di salute, chiesto da parte del legale anche la sospensione del 41 bis per le precarie condizioni di salute. Il servizio. Matteo Messina Denaro è stato operato e si prospetta una degenza non breve nella cella ospedaliera dell'ospedale dell'Aquila, nel nosocomio del capoluogo abruzzese. Messina Denaro è stato trasferito dal regime del 41 bis tra ingenti misure di sicurezza. Le condizioni del boss si erano aggravate notevolmente. L'ex latitante è affetto da un tumore. Nelle scorse settimane il capomafia aveva già subito un piccolo intervento per problemi urologici. Nega di aver fatto parte di Cosa Nostra. Matteo Messina Denaro respinge ogni accusa di stragi e omicidi, specie quello del piccolo Giuseppe Di Matteo, il figlio del pentito rapito e strangolato e sciolto nell'acido dopo 25 mesi di prigionia. Smentisce ancora di aver mai trafficato di droga. Ero benestante, afferma Messina Denaro. Mio padre faceva il mercante d'arte. Sostiene che la sua latitanza è terminata solo per colpa della malattia. In 70 pagine di interrogatorio reso al procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e all'aggiunto Paolo Guido, Matteo Messina Denaro non concede nulla ai magistrati. Un verbale depositato nel giorno stesso in cui le condizioni di salute di Messina Denaro sono notevolmente peggiorate. Nel lungo verbale il boss mette subito in chiaro: escludo di pentirmi, accetta di rispondere alle domande, ammette solo quel che non può negare: il possesso della pistola, la corrispondenza con Bernardo Provenzano, la vita da Primula Rossa scelta per difendersi dallo Stato che lo accusa ingiustamente e poco altro. La mia vita non è stata che sedentaria, è stata una vita molto avventurosa, movimentata, dice. Non sono un uomo d'onore, io mi sento uomo d'onore, ma non come mafioso. Cosa Nostra la conosco dai giornali, spiega. E lei non ha mai avuto da fare a Che Cosa Nostra? Gli chiedono i magistrati. Non lo so, magari ci facevo affari e non sapevo che era Cosa Nostra, risponde, ma sottolinea: non ho commesso reati di cui mi accusano, stragi o omicidi, non c'entro nella maniera più assoluta, poi mi possono accusare di qualsiasi cosa, io che ci posso fare? Nella lista dei crimini mai commessi c'è anche il traffico di droga, vivo bene da figlio di famiglia, mio padre era un mercante d'arte, spiega parlando a Francesco Messina Denaro, padrino di Castelvetrano, morto latitante, ritenuto uno dei fedelissimi dei Corleonesi di Totò Riina. Io sono appassionato di storia antica, da Roma a salire, racconta il capomafia ai magistrati, poi era mio padre mercante d'arte e dove sto io c'è Selinunte. Le condizioni di Messina Denaro sono peggiorate e non sono compatibili con il carcere duro, questo quanto affermato l'avvocato del boss mafioso Alessandro Cerella, sostenendo che deve essere assistito 24 ore al giorno. Cerella ha incontrato il boss del carcere dell'Aquila a fine luglio, a strottissimo giro, aggiunge, presenteremo un'istanza per il ricovero ospedaliero. Al via la 29esima sagra della Cipolla, Castrofilippo inizia giovedì prossimo per terminare domenica. Il servizio. Al via la 29esima edizione della Sagra della Cipolla, l'evento principe dell'estate di Castrofilippo. È tutto pronto per il tradizionale appuntamento che costituisce un omaggio alla tradizione enogastronomica di Castrofilippo, patria incontrastata della cipolla, e che rappresenta un momento di riscoperta delle antiche tradizioni, di coinvolgimento degli abitanti di Castrofilippo e di richiamo in massa di visitatori dei paesi vicini.
L'inizio è previsto per le 20:30 di giovedì 10 agosto in Viale Bonfiglio, la classica imperdibile degustazione di numerose pietanze a base di cipolla paglina, presidio slow food, durerà 4 giorni fino a domenica 13 agosto per riscoprire e valorizzare le antiche tradizioni del prodotto tipico di Castrofilippo. Il primo giorno, giovedì 10, verrà inaugurata un'installazione artistica in cartapesta a cura dell'associazione Happy People e suonerà la banda Sicania Folk. Secondo appuntamento venerdì 11 agosto con lo spettacolo culinario di show cooking a cura dell'Euroform e l'esibizione della banda Acra Rumba. Sabato 12 agosto, ad affiancare la degustazione dei piatti a base di cipolla paglina, sarà lo spettacolo di cabaret con Toti e Totino. Quindi la giornata di chiusura, domenica 13 agosto, proseguirà con la degustazione di cibi e l'esibizione musicale della band I Bad Baboom. L'evento è patrocinato dall'assessorato turismo e spettacolo della regione siciliana. La location delle 4 serate sarà sempre Viale Bonfiglio, dove alle 20:30 si terrà anche il mercatino dell'artigianato locale, che valorizzerà i prodotti tutti rigorosamente frutto del lavoro certosino di artigiani e artisti locali. Siamo riusciti a dare nuova linfa vitale alla sagra della cipolla, ha sottolineato il sindaco Gioacchino Baio di Castrofilippo, evento cardine del palinsesto delle manifestazioni estive castrofilippesi, grazie alla sinergia creata sul nostro territorio per creare indotto, dare slancio all'economia locale e rendere fieri dei propri prodotti i nostri agricoltori. La linea alla regia per gli spot pubblicitari. A Brolo, note gustose, quinta edizione, il borgo medievale per l'occasione si è trasformato in uno spettacolare ristorante di strada, tante degustazioni di specialità locali, accompagnate anche da buona musica. Siamo con Amedeo Arasi, presidente della Proloco di Brolo. Allora, tanta emozione perché ogni anno è sempre una novità, quinta edizione, il taglio a nastro c'è stato. Cosa si aspetta la Proloco, cosa si aspetta a Brolo? Allora, abbiamo fatto pochi minuti fa il taglio del nastro, siamo alla quinta edizione di Note Gustose, siamo davvero molto soddisfatti che sia iniziata la manifestazione, ci lavoriamo con i ragazzi dell'associazione da tantissimo tempo, da tantissimi mesi e il mio grazie va a tutti loro perché dietro davvero c'è, oltre a queste 3 giornate, un lavoro lungo ma veramente tortuoso. Quindi detto questo sono molto soddisfatto, abbiamo coinvolto 23 attività di cui 17 food e la restante parte di 3 birrifici artigianale, vino, spritz, c'è di tutto, non manca niente. Possiamo anche dire che quest'anno grazie a un progetto che abbiamo presentato con l'associazione abbiamo ottenuto il patrocinio dell'assessorato agricoltura e ci sarà una degustazione a partire dalle ore 19 alle ore 21 del classico e del tipico dolce brolese che è nato in primavera. Ci siamo collegati al sapore di Zachera in modo da far conoscere anche ai turisti che vengono in prossimità dell'estate questa pasta di mandorla, una pasta di mandorla davvero buonissima perché Brolo, oltre a un ottimo gelato, ha anche una pasticceria di livello abbastanza alto. Abbiamo anche aggiunto la granita, quindi dalle 19 alle 21 invito i visitatori locali e non solo a venirci a trovare. Allora Presidente, ovviamente non c'è solo enogastronomia, c'è anche divertimento, c'è tutto per chi vuole venire a Brolo a passare 3 serate, ecco perché dobbiamo dire e ripetere, sono 3 serate importanti e anche di divertimento per le famiglie. Sì, assolutamente, ci saranno degli artisti di strada di una compagnia catanese, tra l'altro ci saranno anche le esibizioni di ragazzi locali, vedi Giorgio Ceraula, Suami Forzano, poi stasera avremo un gruppo che si chiama Retrosca e inoltre avremo nella giornata del 10 il comico e cabarettista Sasa Selvaggio e l'ultima sera ci sarà la Chimile Mangiaro Band, tutte le 3 sere saranno eseguite da diversi DJ set. Il turismo enogastronomico in Sicilia la fa da padrona insieme al turismo balneare e quindi anche da questo punto di vista è un'attrattiva turistica. Le precedenti edizioni sono andate alla grande, noi siamo ottimisti anche perché c'è stata grande pubblicità, c'è stata grande attesa, gli organizzatori sono stati sempre al solito impeccabili e poi Brolo ha una location fantastica, cioè mangiare con lo scoglio alla nostra destra e il castello alla nostra sinistra è uno spettacolo che non tutti i paesi si possono permettere e questa è la location
location ideale per uno street food veramente ottimale che nasce sotto i migliori auspici. La manifestazione Note Gustose ormai è uno dei punti di riferimento più importanti del cartellone estivo dell'amministrazione comunale. Abbiamo concordato queste date e questa impostazione appunto con la Prologo, e io come assessore al commercio sono particolarmente soddisfatto per la presenza questa sera, in questi giorni, di tante attività commerciali brolesi che credo potranno avere anche un importante riscontro rispetto alla loro partecipazione. E sempre a Messina superare la crisi del turismo con una sana comunicazione. C'è stato sicuramente un rallentamento dovuto appunto all'incendio che c'è stato nell'aeroporto di Catania, ma si sta lavorando intensamente da giorni, da quando è accaduto. Abbiamo messo in campo tutte le forze possibili e immaginabili proprio per riuscire a superare questo momento di criticità. Io penso che oggi invece dobbiamo comunicare le cose belle. Dobbiamo far capire ai viaggiatori, ai nostri viaggiatori, cosa li attende in Sicilia. Per esempio questa operazione dei treni storici è sicuramente una delle più belle che sono state messe in campo negli anni passati e che come assessore ho deciso di portare avanti. Il treno storico significa un percorso con un tragitto che ti fa apprezzare non solo la bellezza naturale, ma e quindi anche dal punto di vista panoramico delle cose veramente pazzesche, delle immagini pazzesche, ma ti racconta anche la storia, la cultura, le tradizioni della Sicilia. Oggi il viaggiatore non cerca il grande resort, si vuole immergere in quella che è proprio la storia e conoscere la storia del popolo della regione che va a visitare, e noi questo stiamo facendo. Pensate per esempio ai treni che arriva, al treno storico che arriva nella Valle dei Templi, o il percorso Siracusa-Ortigia, o ancora quello di Modica, dove si arriva e si può visitare la fabbrica del cioccolato, abbiamo la visita alle ceramiche, quindi noi mettiamo in evidenza non solo, ripeto, la bellezza naturale, ma anche tutto ciò che dal punto di vista culturale, dal punto di vista anche delle attività produttive, quello che offre la Sicilia e quello che vuole il viaggiatore. Che tipo di supporto agli albergatori? Parliamo delle cancellazioni delle prenotazioni avvenute in questi giorni, c'è qualche forma di sostegno o qualche politica che la Regione può mettere in campo? E allora intanto noi siamo ovviamente in contatto con le associazioni di categoria, con le associazioni degli albergatori, e stiamo mettendo in atto una comunicazione, ma tutti quanti insieme, in questo momento, soprattutto sulla comunicazione, anche per cambiare un attimo le cose, nel senso che c'è stata una comunicazione un po' diciamo non corrispondente neanche all'esatta realtà da parte della stampa estera. Questo ci dà il significato di quanto sia oggi importante la Sicilia dal punto di vista turistico, meta scelta da tantissimi viaggiatori. Oggi tocca a noi cercare di fare una comunicazione rassicurante da un lato, ma che rispecchia la realtà. E questo è tutto per TV Notizie di oggi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e vi auguriamo una buona serata.